Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata sul tema dei sentieri del nostro territorio. Inizieremo col presentarvi la nuovissima carta tabacco di Segusino, una mappa edita proprio dalla casa editrice Tabacco, che appunto traccia tutti i sentieri del territorio di Segusino. Questa nuova mappa è nata all'interno del progetto di promozione turistica di Segusino. Dopodiché vi presenteremo invece il nuovo libro di Giovanni Carraro, Alla scoperta delle colline del Prosecco, edito dalla casa editrice De Bastiani. In questo libro riusciremo a fare, diciamo, un viaggio all'interno del territorio delle colline del Prosecco Conegliano e Valdobbiadene. Detto ciò, direi che è ora di iniziare e invito sul palco il sindaco di Segusino Gloria Paolon e Alessandro Speccogna della casa editrice Tabacco. Buonasera. Buonasera Anna, buonasera a tutti. Allora, Gloria, partiamo con te. Questo, diciamo, abbiamo già anticipato con l'introduzione che la cartina è nata all'interno del progetto di promozione turistica di Segusino. Com'è nata questa idea allora? Sì, abbiamo iniziato, mi ricordo, con la promozione, con il creare un po' un concept, un'idea di promozione del territorio un po' più strutturata ancora nel 2020, in periodo Covid. Era un periodo un po' in cui eravamo un po' così, un po' persi, non sapevamo bene cosa si poteva fare, cosa non si poteva fare, cosa ne sarebbe stato di tutti noi. E quindi, avendo anche più tempo per spremersi un po' le meningi, abbiamo detto dai, cominciamo, crediamoci, crediamo in un ritorno alla normalità e in un futuro non troppo lontano, cominciamo a buttare giù un'idea. Abbiamo iniziato a collaborare con un'agenzia di comunicazione e avevamo anche fatto una serata qui, mi pare l'anno scorso, 2 anni fa, non mi ricordo, forse 2 anni fa già. Io lo ricordo come l'anno scorso, non, ecco. non sono così sicura però perché il tempo passa velocissimo. Esatto, abbiamo presentato quello che era stato il video, un po' il video promozionale del nostro territorio, un po' uno spot promozionale, poi da lì devo dire che le idee hanno cominciato così a susseguirsi a ruota e a nascere giorno dopo giorno. Sicuramente complice anche la conoscenza e l'amicizia con Giovanni Carraro. Mi ricordo, io ero diventata sindaco penso da 10 giorni, eravamo già su in cima al DOC, credo, a fare riprese, droni, cavalli, di tutto. Sì, perché Giovanni Carraro è un pilota di droni, tra l'altro. Certo, sì, e ormai insomma penso che lo conosciamo tutti, non ha bisogno di presentazioni. Ecco, l'impegno e la passione che ci mette nel battere centimetro per centimetro le nostre prealpi, e adesso anche sconfinato di là, sull'altra sponda, ecco, l'ha portato insomma a fare diversi libri. Ci sono state delle serate a Milies, delle presentazioni varie, e quest'anno abbiamo detto anche il nuovo libro sul percorso sul territorio UNESCO di cui facciamo parte merita insomma un'adeguata presentazione. A lato di questo, appunto, il territorio UNESCO è stato appunto anche quello mappato con una cartina tabacco, e poi è nata l'idea, ma facciamone anche due, sì, giusto, perché diviso in 2 zone perché è ampio. Abbiamo detto facciamone una anche dedicata al nostro territorio, è stata fatta anche da qualche altro comune qui della zona, ci è piaciuta l'idea, abbiamo pensato di riproporla. Non dirò molto perché poi il signor Speccogna ci spiegherà bene nel dettaglio. Comunque è una cartina che poi potete anche vedere e eventualmente chi desidera anche acquistarla. È concentrata nel nostro territorio, è la classica cartografia tabacco che tutti conosciamo, con poi un focus su vari percorsi escursionistici che sappiamo essere percorribili, manutentati. Poi anche di questo, insomma, su questo vorrei fare 2 parole, perché la manutenzione, senza chi si prende cura e manutenta i nostri sentieri, ecco, senza di loro tutto questo ovviamente non sarebbe possibile. Non è una frase fatta, è la verità. E ci tengo davvero a ringraziare. Qualcuno è qui presente stasera, qualcun altro insomma sa, spero gli arrivi il messaggio, ma lo sa perché li ringrazio sempre. E anzi abbiamo anche fatto, non so se abbiamo le immagini, quest'anno abbiamo fatto anche una giornata proprio dedicata a
alla pulizia. Ci tenevo a dare insomma 30 secondi anche a loro di visibilità. Abbiamo organizzato in marzo una giornata di pulizia e manutenzione dei sentieri, raccogliendo ecco, varie associazioni del territorio, ma anche freelancer, come mi sono stati definiti recentemente, quindi battitori libri, chiunque aveva piacere di unirsi a questa giornata. Abbiamo organizzato una pulizia perché poi tutti insieme si fa di più, no? Uno fa per uno e due fanno per tre e così via, quindi l'unione fa la forza, e davvero è stata un'esperienza positiva. Poi ovviamente non è mancato il classico momento conviviale che premia, ripaga della fatica, e quindi ecco, questa è sicuramente un'esperienza che ci terremo a ripetere anche gli anni prossimi. Come fa uno, diciamo, che è ben volenteroso di pulire, diciamo, i sentieri del nostro paese a unirsi, diciamo, al gruppo per la pulizia? Vengono organizzate delle giornate oppure c'è sì, un gruppo a cui riferirsi? diciamo che dipende, appunto ci si può unire a qualcuna di queste associazioni che vediamo, Protezione Civile, Cacciatori, Proloco, Alpini. Tra l'altro un paio di questi sentieri che vedete qui che stiamo manutentando rientrano anche poi in quello che sono i sentieri UNESCO, che vedremo poi con il libro di Giovanni, nella fattispecie appunto il 1200 che viene gestito dall'AVAB, e il Giro del Romit che viene invece pulito ogni anno dal gruppo Alpini. Oppure anche uno può andare anche da solo quando vuole, insomma. Giustamente. Però se vuole unirsi alla giornata, magari o a me o a Diego o a Daniele, insomma uno dei consiglieri, è facile, sapete dove trovarci, insomma, ecco. E per quanto riguarda invece i sentieri veri e propri, sono tutti tracciati? Manca qualcosa? Bisogna completare la tracciatura? Se sì, quando verrà completata? No, diciamo che è stato fatto un gran bel lavoro, quindi nella cartina, adesso non ricordo, sono 5-6 sicuri, 8, ecco, ne abbiamo messi 8 e quelli sono tutti tracciati. Ci sono anche nel sito Visit Segusino, ci sono le tracce scaricabili GPX, quindi ecco, abbiamo limitato il numero, però abbiamo voluto che quelli che abbiamo deciso su cui abbiamo deciso di puntare, ecco, abbiamo voluto assicurarci che poi fossero effettivamente mantenuti, effettivamente percorribili, e non fosse un exploit che poi magari venivano abbandonati. Ecco, mi ricordo che un anno Giovanni mi ha fatto i complimenti, mi ha detto: i sentieri Segusino sono, rispetto ad altre realtà, e quindi quello è stato insomma un bel stimolo. Mi ha fatto piacere, non tanto per me, ma insomma per riconoscere il lavoro e l'impegno dei cittadini. Sicuramente ecco, la tua presenza, o comunque il fatto di portare ecco, alla ribalta i sentieri di tutti i comuni, ci dà anche uno stimolo, ecco, per continuare ad averne cura, quello sì. Grazie Gloria. Io ora passerei la linea ad Alessandro affinché ci parli appunto di questa cartina. E si vede il cuoco anche qua che ha provveduto al rinfresco finale. Bene Alessandro, io ti lascio parlare liberamente. Va bene, grazie. Buonasera a tutti. Sono il direttore commerciale della casa editrice Tabacco. Se riesce a partire le slide. Ok, casa editrice Tabacco è un'azienda che è specializzata nella produzione di mappe topografiche. Sono 50 anni che facciamo mappe topografiche. Siamo molto conosciuti, siamo conosciuti come nome, come logo, ma forse non tutti sanno come è nata e come la Tabacco è diventata in questi 50 anni un marchio leader sia in Italia che anche in Europa. In Italia siamo la più grossa casa editrice che produce mappe topografiche, quindi da non confondere con il Touring che fa carte stradali, quindi tutto un altro concetto di cartografia. Quindi noi facciamo mappe topografiche e le facciamo diciamo particolarmente bene.
Questo ci è stato riconosciuto un po' da tutti, perché praticamente in tutta l'area che noi copriamo, che è tutto il nord-est delle Alpi, quindi partiamo a nord del lago di Garda fino ad arrivare a coprire il Carso Triestino, a coprire tutto l'Ostirol in Austria e parte anche della Slovenia. Le nostre mappe nascono appunto, vediamo se mi va avanti. Sì, ma non riesce a prendere. Eccolo qua. Forse da questa parte è più comodo. Ripeto, le nostre mappe sono nate più di 50 anni fa e forse può essere una curiosità sapere come venivano fatte, perché chiaramente qui si parla di lavoro veramente artigianale. In quell'epoca praticamente una strada, i due segni di una strada che normalmente li vediamo, siamo abituati a vederli paralleli, quella volta venivano disegnati con un pennino a china, si faceva prima una riga, poi l'altra, cercando di farla il più parallela possibile. Venivano scalfitti, venivano graffiati dei fogli intrisi di cera, dove la cera poi, cioè questi fogli venivano fotografati e dove il foglio era graffiato, la cera era stata portata via, quello praticamente era il segno che veniva poi riportato in... Si spegne? Quindi era un lavoro assolutamente da amanuensi di grande capacità artistica. Ovviamente sì. Posso? Sì, ok. Quindi era molto difficile, cioè, sbagliare creava non pochi problemi, perché chiaramente non era come un computer che si cancella, si fa e si ricomincia. E quindi questi qui erano tutti quanti i vari strati che venivano disegnati su una pellicola, dopodiché le pellicole venivano sovrapposte una sull'altra e poi stampate, assegnando ovviamente i vari colori. La Tabacco ha cominciato con delle carte al 50.000 negli anni 60. Questa è la prima carta che è stata fatta, la numero 1, però questa qui è già una copertina di una decina di anni dopo, perché praticamente erano già state fatte tutte le altre carte a 50.000 che vedete poi lì in copertina. Il disegno che veniva fatto all'epoca era decisamente più semplice di quelli che vediamo oggi. Questo qui comunque era un disegno del 50.000 dei primi anni 70, e negli anni alla fine degli anni 70 era già stato modificato in parte il disegno. Tutto quanto questo, ripeto, era tutta lavoro manuale. Oggi come oggi facciamo un salto di 50 anni, tutto quello che avete visto disegnato sulle pellicole, sui fogli, i toponimi venivano battuti a macchina, fotografati, ritagliati con le forbici, veniva messo il biadesivo dietro il toponimo di Segusino e dopodiché veniva appiccicato alla pellicola e poi fotografato, eccetera. Tutto quanto questo ovviamente è scomparso e oggi come oggi sembrerà strano, ma nella nostra cartografia non c'è nulla di grafico. Tutte le informazioni, dal più piccolo puntino alla casetta, a qualsiasi informazione che c'è sulla cartografia, sono altro che numeri, stringhe, simboli, lettere, che fanno parte di un enorme database, per cui tutto quanto è numerico,
e tutto quanto poi alla fine viene trasformato in segno grafico pronto e adatto alla stampa. L'unica cosa che è rimasta negli anni invariata, perché è il tratto distintivo della nostra cartografia, è il disegno delle rocce. Noi siamo evoluti, probabilmente abbiamo il sistema di produzione più evoluto, più moderno in Italia per quanto riguarda sempre mappe topografiche. Non abbiamo mai ceduto alla bellezza del prodotto, per cui il disegno delle rocce, che fino a 20 anni fa veniva fatto in questo modo, con una pellicola, un pennino, la china, una lente di ingrandimento per poter vedere meglio i particolari, veniva fatto in questo modo fino a 20 anni fa. Oggi come oggi, cos'è cambiato? Praticamente niente. L'unica cosa che è cambiata, vediamo se va. L'unica cosa che è cambiata è il supporto. Non viene più usato il pennino con la china, ma viene usata una penna elettronica, non c'è più la pellicola, ma c'è una tavoletta grafica, per cui il disegnatore che disegna le rocce usa questi strumenti per disegnare, però li disegna esattamente come faceva con il pennino e con la china. Questo qui è il Monte Pelmo. Per fare questa diapositiva ho dovuto abbassare di un quarto a un quarto la risoluzione con la quale lavoriamo noi. Sulle stampanti normali si lavora a 300 dpi per stampare tranquillamente, beatamente. Noi lavoriamo a 4 volte tanta quella risoluzione lì per la produzione delle nostre mappe. E questo è il disegno del Monte Pelmo, solamente appunto il disegno delle rocce. Questo qui è un particolare, ovviamente tutti quei puntini sono tutti quanti fatti a mano, e questa è la bellezza delle nostre carte. Unico tratto artistico di disegno, di grafica che c'è nella nostra cartografia. Ma veniamo alla carta che abbiamo realizzato con la preziosa collaborazione, e ringrazio ancora il Comune di Segusino per averci dato questo incarico. La carta è la carta di Segusino, quindi viene stata cartografata il territorio attorno. Questa è una foto di Giovanni Carraro, che ringrazio, e questa è la copertina della carta. Una piccola indicazione per quanto riguarda la carta: il supporto sulla quale è stata fatta. Cambio in corsa, va bene, pit stop. Il supporto sul quale è stata stampata la carta, con una visione ecologica anche del sindaco Gloria Paolon e della sua amministrazione, è un prodotto che è altamente innovativo, che fa la felicità degli escursionisti perché è lavabile, non è impermeabile, non si strappa, ma è ecologico. Non c'è cellulosa al suo interno, quindi non si tagliano alberi, non c'è tutta l'industria della cellulosa, che è una delle industrie più energivore, energia elettrica, chimica, acqua a profusione. Qui noi abbiamo, questo tipo di prodotto, abbiamo solamente una minima parte, meno del 20%, di resine e materiali plastici che tengono insieme una farina. Tengono insieme una farina che è una farina di carbonato di calcio. Quindi è un prodotto riciclabile, ecologico, con tutte le caratteristiche che fanno la gioia degli escursionisti. Come vedevamo anche prima, abbiamo preso un ritaglio della nostra carta la 068, che ricopre appunto tutte le prealpi trevigiane e parte di quelle bellunesi. La carta è stata, per creare degli spazi, per poterla far diventare più leggibile, è stata portata dal 25.000 al 15.000. Sulla carta sono stati
evidenziati alcuni percorsi, 8, sono stati colorati e numerati in maniera diversa. C'è una difficoltà da un punto di vista grafico, e ringrazio le mie grafiche che hanno creato tutto quanto questo prodotto, dove i percorsi si sovrappongono. Ovviamente non si possono mettere 8, 7 o 5 percorsi colorati uno vicino all'altro, perché diventerebbe un po' un'arlecchinata, si coprono un sacco di informazioni, però sono state praticamente rinumerate con un colore diverso che lo si trova in legenda e li si rivedono da questa parte. Quindi su tutta quest'area qui è stato fatto anche un lavoro di correzione e di aggiornamento della toponomastica, e ringrazio il signor Mariano Lio che ha curato particolarmente questo aspetto. Sono stati aggiornati i sentieri, è stata aggiornata la viabilità grazie alla collaborazione appunto del sindaco, del CAI, della forestale, e quindi questo tipo di mappa è praticamente aggiornatissima a questa estate. Sull'altro lato della mappa abbiamo tutte le informazioni, sono state raggruppate tutta una serie di informazioni, si è cercato di dare un'informazione più generale possibile, quindi si è parlato un po' di percorsi, quindi di trekking, si è parlato un po' di storia, curiosità, un po' di tutto, i prodotti, in maniera tale che si possa dare al turista una visione la più ampia possibile. Scorro velocemente così non vi tedio oltre le varie sezioni che sono state curate, quindi Stramare, tutte le descrizioni sono in italiano e in inglese. La chiesetta di San Barbara e degli Aulet, il colle di San Gervasio. Quelli che vedete qui non sono dimenticanze dei nostri grafici e correzioni che dovevano essere fatte, che non sono state fatte, ma sono dei semplici rimandi alla parte cartografica, per cui si ritroveranno questo tipo di rimando al sentiero del Romit è probabilmente sul percorso 5 e il percorso 6 sulla parte cartografica. Vediamo se va avanti. Si spegne e si riaccende. Ok, abbiamo Milies e poi i percorsi di Milies. Puoi andare avanti tu. Gli itinerari a Milies, avanti. Il Trodo delle Acque, la strada vecchia di Milies, avanti. Per finire abbiamo delle indicazioni sul presepio artistico e sui prodotti locali. Andiamo a finire con un elenco degli eventi che si svolgono durante tutto l'anno nel territorio di Segusino, e alla fine abbiamo i ringraziamenti per le fotografie per quelli che sono state pubblicate sulla mappa, e le associazioni che hanno contribuito e contribuiscono alla manutenzione dei sentieri e di tutto quanto il territorio. Io avrei finito, vi ringrazio. Buonasera. Grazie Alessandro per questo excursus anche storico sulla casa editrice Tabacco e le sue carte, e ovviamente per la descrizione della nuova cartina topografica di Segusino. E ora passiamo alla seconda parte della serata. Lasciatemi un po' di tempo per presentare l'autore del libro che andremo a presentare questa sera, Giovanni Carraro, che è nato nel 66 a Pieve di Cadore. Fin da giovanissimo è stato un grande appassionato di montagna, ha battuto i principali sentieri delle vette dolomitiche, nonché le aree, diciamo, pedemontane del Bellunese e del Trevigiano. Lui ha fatto conoscere la sua esperienza al pubblico tramite vari libri. Il primo nel 2011
che si chiama Riscoprire le prealpi trevigiane, poi nel 2013 Sentieri nascosti delle prealpi trevigiane, Visentin selvaggio nel 2015, Prealpi Flash e la stecca prealpina nel 2020, Dolomiti, uno sguardo tra le rocce nel 2023 e sempre nel 2023 il libro che andremo a presentare questa sera, ovviamente Alla scoperta delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Giovanni collabora con l'emittente televisiva Telebelluno ed è giornalista del Gazzettino. Ovviamente, come abbiamo scoperto prima, non è solo un grande appassionato di montagna, un pilota di droni, ma è anche un iscritto al CAI, un sommelier, un accompagnatore escursionistico nazionale, FIES, e un socio sostenitore della Fondazione Dolomiti UNESCO, dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, UNESCO, e Montegrappa MAB UNESCO. E quindi è stato insignito del premio Auronzo 2020 e del Paul Harris Fellow della Fondazione Rotary nel 2022. Quindi Giovanni, ti invito a salire sul palco. Eccomi qua. Buonasera a tutti. E io ti lascio la parola, così ci racconterai del tuo bellissimo libro. Grazie. Allora, vediamo se funziona. Perfetto, funziona. Allora, grazie per la presentazione. Avete sentito tutti i miei percorsi che ho fatto, sono pieno di patacche. Qualcuno mi dice, sei pieno di patacche, mio padre dice, no? E niente, una grande passione per la montagna che mi ha portato a fare questo lungo viaggio attraverso le Dolomiti, attraverso le Prealpi. Adesso sono di là del Piave, come diceva il sindaco, verso il Montegrappa, che è un'altra realtà veramente straordinaria. Non mi aspettavo di trovare una ricchezza di itinerari su quel comprensorio che vi racconterò a primavera del prossimo anno. Ormai sono nelle fasi finali, mi manca un itinerario per far 41, 600 chilometri di sentieri che si aggiungono a tutto il resto, tanto per dirvi, gli 8 libri che ne escono con questa nuova produzione mi portano a raccontare 2350 chilometri di sentieri tra la Val Brenta fino a Stevenà, confine con il Pordenone, quindi penso che ne avrete da camminare, da raccontare anche per le prossime generazioni. Quindi per me è una grande gioia poter raccontare questi territori come Segusino, che per me vuol dire molto, è stata una delle aree che ho esplorato per prime, grazie a persone che mi hanno sempre ascoltato. Ho sentito parlare prima di Mariano Lio. Mariano Lio per me è uno dei capisaldi, e lo è anche per voi, di questa terra. Vuole tanto bene alle tradizioni, piace raccontarle, piace portarle su carta, perché lui ha questa capacità e questa volontà di dire: fissiamo il nostro ricordo, mettiamolo su carta, mettiamolo su dei libri, perché poi quando gli anziani se ne vanno, se ne va anche la tradizione popolare, se ne vanno i toponimi. Diceva Alessandro Specogna, la toponomastica è una cosa meravigliosa, ma è una cosa molto complessa, va salvaguardata, va portata avanti, e soprattutto bisogna evitare di commettere degli errori, delle storpiature. Quindi bisogna ascoltare i nostri nonni e citare i termini così come sono stati portati avanti nel corso degli anni. Un ringraziamento al comune di Segusino che ha voluto la mia presenza qui, presenza che è ufficiale per le colline del Conegliano Valdobbiadene. Porto i saluti della Presidente Montedoro, del Direttore Giuliano Vantaggi, che non possono essere qui questa sera per altri impegni assunti. Mi hanno dato delega a me, quindi vi riporto questi saluti. Ringrazio tutti quelli che stanno lavorando, perché qui dietro questo muro c'è una regia di tutto rispetto, mi pare che ci sia anche una diretta in corso, quindi Valdo TV,
Hi-Fi Studio che mi sta, anzi Videosuoni credo che sia di questa grande e bella realtà che mi sta seguendo con questo video wall che vedete alle spalle, e lo voglio nelle mie presentazioni perché faccio un po' come la meteorina, mi porto all'interno dell'itinerario, quindi riesco a toccare veramente quel che vado a raccontare. E grazie a voi insomma per essere qui presenti nonostante il meteo che ci ha un po' ingannato questa sera, ma alla fine siamo riusciti a trovarci. Allora, cerco di andare molto veloce perché i contenuti sono tanti e quindi devo riuscire ad essere il più breve possibile. Raccontiamo un pochettino questa esperienza che ho avuto nelle Prealpi Trevigiane. Volevo darvi qualche informazione che magari a volte non si pensano molto attentamente, quindi scivolano via. UNESCO, che cosa significa? Perché tanti dicono UNESCO, UNESCO, ma cosa seo la NATO, roba de guerra. In realtà UNESCO è un acronimo e già vediamo da qui Nazioni Unite, vediamo l'educazione, la scienza, la cultura, l'organizzazione. Ecco, quindi è un ente voluto dalle Nazioni Unite nell'immediato dopoguerra per cercare di riportare un po' le cose come stavano prima, o meglio, prima non è che stessero tanto bene perché ce n'era un'altra di guerra, ma diciamo tra le due guerre, ecco, una sorta di stabilità, una sorta di pace tra le varie nazioni, soprattutto salvaguardando quello che era l'argomento scientifico, l'argomento culturale, e anche contribuire alla pace. Sono stati istituite delle liste per cercare di inserire dei beni cosiddetti patrimonio dell'umanità, beni che possono essere materiali oppure immateriali. I beni materiali sono quelli che conosciamo un po' tutti, Venezia, Roma, le cascate del Niagara, le piramidi d'Egitto. Invece i beni, diciamo, di tipo immateriale sono ciò che non si tocca, può essere una tradizione popolare, un canto tradizionale sardo, l'arte di fare la pizza, si parla addirittura di classificare la dieta mediterranea. Ecco, queste sono delle liste molto particolari. Le colline dell'UNESCO si interpongono, diciamo, tra le due liste perché hanno una categoria particolare che è il criterio quinto, ovvero dove cascano nel paesaggio culturale. Ed è una via di mezzo, se vogliamo, perché c'è sia la parte ambientale, quindi la parte naturale, come sono le Dolomiti. Le Dolomiti sono un bene prettamente naturale, mentre le colline del Prosecco hanno una componente della mano dell'uomo. Ciò che hanno fatto i contadini su queste colline in tanti secoli, le hanno modellate, le hanno rese più belle, hanno creato questi terrazzamenti che fra un po' vi spiegherò. Ecco quindi nascere una lista specifica, il criterio quinto. Ci sono 58 siti UNESCO in Italia e 9 nel Veneto. E vi faccio vedere una slide che è molto significativa ed è questa. Vedete, questi sono tutti i siti dichiarati patrimonio dell'umanità nel mondo, divisi per paese. Dov'è l'Italia? È qui. Siamo in testa, abbiamo battuto tutti, siamo ancora prima della Cina, e sapete che la Cina ha 1 miliardo e 300 milioni di abitanti contro i nostri 70-80 milioni, quindi 3 città della Cina fanno l'Italia, però noi abbiamo molti più beni rispetto a loro. Germania, Francia, Spagna sono ben sotto, quindi quando diciamo che l'Italia fa schifo pensiamo invece a questa slide. Andiamo a vedere il territorio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, e sottolineerò spesso questa sera di Conegliano e Valdobbiadene, e poi lo capirete il perché. Questo è il territorio che è stato dichiarato patrimonio dell'umanità a Baku esattamente 3 anni fa. Ci sono 3 aree, vedete dei colori, un'area molto grande che è quella della commitment zone, all'interno c'è una buffer zone che è quella verde pisello e un verde più scuro core zone. Soffermiamoci in quella centrale, questa, la parte più scura. Questa si chiama core zone, è composta da 12 comuni, è esattamente il territorio che è stato dichiarato patrimonio dell'umanità a Baku, nell'Azerbaigian. Per che motivo? Ci sono 3 elementi caratteristici che adesso andremo
a raccontare. Ma perché ci sono le altre aree, allora, mi chiederete voi? Allora, la buffer zone significa area cuscinetto, la troviamo in tutti i siti naturali, anche le Dolomiti hanno una buffer zone. Significa un territorio collaterale, dove per similitudine abbiamo le stesse caratteristiche della core zone, ma in maniera un po' più blanda, più leggera se vogliamo. Mentre quest'area che c'è intorno, che è composta da altri comuni dove abbiamo un territorio del tutto diverso rispetto alla parte collinare che abbiamo qui al centro, hanno fatto una sorta di contratto. Ecco che questo termine, commitment zone, sta a significare quindi come una sorta di contratto voluta dalla regione per avere un unico obiettivo, quello di salvaguardare il nostro territorio con un unico scopo, che è quello appunto ambientale. Andiamo a vedere quali sono i 3 elementi distintivi per cui questo territorio è stato dichiarato patrimonio dell'umanità. Innanzitutto la presenza di grandi verticalità. Vedete da questa immagine che è di Col San Martino più o meno? Qua giù abbiamo, anzi è di Fara di Soligo, qua giù abbiamo le torri di Credazzo e qua vedete che pendenze incredibili. Chi magari è stato nella zona della Val Brenta sa che ci sono questi terrazzamenti dove una volta coltivavano il tabacco. Servivano per creare l'orizzontalità in una grande verticalità, altrimenti non si poteva e non si può tuttora creare una coltivazione. Questa verticalità è stata creata a mano. Non ci sono presenze di manufatti, non ci sono dei muri a secco. Qui abbiamo soltanto terra inerbita, si chiamano ciglioni. È il primo elemento che la Commissione ha accettato. Il secondo elemento è l'alternanza tra la vite e il bosco, ovvero il paesaggio a mosaico. Anche questo è un elemento che è stato accolto favorevolmente. Ma l'elemento più importante che la Commissione ha accolto perché tutto questo territorio sia patrimonio dell'umanità, lo vedete da questa immagine. Questa foto è stata tratta da Monte Barbaria, siamo agli inizi di novembre e qui vediamo una serie di elementi che balzano all'occhio. Quindi delle colline parallele tra di loro, qui ne vediamo 2, ce ne sarebbero altre 2 qui, ma è stata presa con una angolazione dove non ci si rende conto. Se voi prendete il computer a casa e guardate con Google Earth, zoomate, allargate, vedete che ci sono delle striature, sono 4 linee di colline e queste sono una unicità a livello mondiale. In termini tecnici i geologi lo chiamano hogback. Noi in italiano l'abbiamo trasformato in colline a corde, come le corde di una chitarra, ed è proprio questa caratteristica. Ci sono altri stati nel mondo che hanno queste colline, l'Iran, il Colorado, il New Mexico, ma noi abbiamo un'unicità. E qual è questa unicità? La presenza dei boschi e la presenza dei vigneti, una sorta di cappotto che rendono unici questi elementi collinari a livello mondiale. Ricordatevi che l'UNESCO dichiara patrimonio dell'umanità un bene soltanto se ha un'unicità. Se ce n'è una copia non diventa patrimonio dell'umanità. Le colline del Conegliano Valdobbiadene sono uniche al mondo. Come nascono queste colline a corda? Beh, lo vedete da questa immagine, questa è una sorta di sezione, una fetta di salame tagliata in maniera verticale tra nord verso sud. Questa diciamo è la dorsale maggiore, quella che parte dal Monte Cesena e arriva verso il Visentin. Qui abbiamo in verde il Biancone, che è questa roccia che conoscete tantissimo perché qui basta passeggiare sul Monte Docco, sul Cesena, c'è la presenza di questo sasso che sembra una piastrella che si è rotta mentre si cammina, no? Queste hanno 180 milioni di anni. Invece esiste una porzione verso la pianura che è un po' più recente, diciamo tra i 22 milioni di anni ai 6 milioni di anni. Qual è l'elemento che è più giovane di tutti in questa progressione che parte dalle Alpi e arriva fino alla pianura? È il Montello. Il Montello è la collina più giovane, sta ancora sollevandosi. E perché si sono sollevate queste montagne? Perché c'è stata una compressione del continente africano verso quello europeo. Comprimendosi c'è stato il sollevamento
della terra, diciamo, delle striature, delle deposizioni che ci sono state nel corso dei milioni di anni, e si sono create queste gobbe. Ovviamente queste gobbe non è che siano costanti, che rimangano inalterate. C'è a un certo momento una sorta di rottura, una frattura. Si chiamano faglie, le vedete qui in rosso. Ce n'è una che passa proprio qui a sud, da Bassano, corre fino a Vittorio Veneto, e difatti la linea della Pedemontana è una delle più sismiche d'Italia. Queste fratture hanno fatto fare una sorta di rotazione, perché se voi guardate, questo biancone continua sotto e questa parte superiore continuerebbe sopra e andrebbe nel Bellunese. Guardate questo elemento, lo ritroviamo anche di qua, quindi la presenza di argille e marne. Perché non c'è più? Perché c'è stata l'erosione. L'erosione è un elemento che è difficile da capire. I geologi lo spiegano, ma ci vuole del tempo per capirlo. Io l'ho capito col tempo. È stato asportato. Pensate che se ci fosse stata tutta questa porzione di elementi trascinati via dalle intemperie, dai terremoti, dai fiumi, queste montagne, anziché 1763 metri del Col Visentin, sarebbero oltre 10.000 metri. Queste deposizioni, che sono alternate da marne arenarie e conglomerati, a un certo punto sono state troncate. Guardate questi elementi, come una sorta di tiramisù, questi elementi che sono rimasti penzolanti, questi che sono contornati da un profilo azzurro, questi elementi che vediamo qui sopra, torniamo all'immagine di prima, eccoli qua. Spiegato il mistero, come sono nate queste magnifiche colline. Bene, a un certo punto, nel 2020, l'Associazione per il Patrimonio delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene, UNESCO, che è l'ente che cura tutto questo territorio, mi ha chiamato e mi ha chiesto di disegnare una rete di itinerari nei 29 comuni del territorio patrimonio dell'umanità. Io ho accettato, anche perché avevo già raccontato le Prealpi e a un certo punto ho detto, beh, aggiungerò qualche itinerario di pianura, me la caverò in qualche mese. In realtà ho lavorato 3 anni. E il primo itinerario che è stato tracciato, è stato ritracciato, anche perché l'avevo già raccontato, è stato proprio qui, nella terra di Segusino. Nel 2020 siamo usciti, io e la sindaca, come si chiama, la Linda e la Nina, che è la cagnolina, siamo usciti, abbiamo fatto tutto il percorso dei Romit, che vedete qui, ed è stato il primo della serie. Poi abbiamo aggiunto, anzi, le vette, borghi e capitelli di Segusino sarebbe stato il primo. È passato per secondo, ma in realtà era stato il primo ad essere tracciato. Quindi Segusino è stato il primo dei comuni visitati in questo lungo progetto, e poi è continuato, perché questi 40 itinerari, in realtà erano 39 perché il cammino è nato dopo, sono stati raccolti nel corso di 3 anni, grazie alla collaborazione dei comuni, degli assessori, degli enti che hanno lavorato, gli alpini, sentivo dire prima gli vari volontari. Questi sono gruppi che sono fondamentali per il mantenimento di questi itinerari. Ci sono percorsi che sono già stati raccontati a suo tempo e che sono passati quindi ufficiali nel gruppo dell'UNESCO, come il caso di Segusino. Altri invece sono diventati del tutto nuovi, come ad esempio a Valdobbiadene abbiamo il Trodo degli Oratori, che non è oratori ma è oratori inteso come chiesetta, e questa è una novità. Abbiamo per esempio a Miane la via dell'Andrel, che è stata una novità che dal centro del paese ci porta alla grotta così cara agli abitanti di quel bel borgo. Tutta la parte di pianura che è veramente straordinaria, lì veramente ho trovato delle cose che mai avrei immaginato, poi lo vedrete da qualche immagine, sono tutti nuovi praticamente, quindi le zone di pianura dove c'è Vazzola, dove c'è Santa Lucia di Piave, Mareno di Piave, quelli sono tutti itinerari nuovi.
Andiamo a vedere nella fattispecie i due percorsi UNESCO di Segusino, quindi l'itinerario numero 2, Vette, Borghi e Capitelli di Segusino, l'abbiamo già raccontato anche con un bel documentario girato anni fa. È un percorso insomma di tutto rispetto, perché sono 4 ore di durata, 575 metri di dislivello e una distanza di 11,6 km. Il grado di difficoltà è E, sono quelli del CAI, quindi T turistico, E escursionistico, doppia E escursionisti esperti e poi E e A escursionisti esperti attrezzati. Ecco, noi in questo caso siamo nella fase 2, quindi un minimo di scarpone ci vuole un abbigliamento da montagna, non certo andare con scarpette da ginnastica. Qualche immagine, la mappa tabacco, perché ovviamente abbiamo avuto il discorso prima di Specogna che ci raccontava di questo progetto, ma anche quello dell'UNESCO è integrato con la casa editrice Tabacco. All'interno del libro ci sono tutte mappe di questa bella casa editrice. Ecco, questo è il percorso che si snoda a partire da Segusino, poi si arriva alla Cal del Pont, mi pare, sì, si sale per la Val della Riù fino a Stramare, borgo meraviglioso, e poi si fa la Cal d'Amont, dove c'è anche il capitello della Mont, si arriva a Milies, si torna giù per il 1200, che è un bellissimo sentiero molto panoramico, passa per San Barnaba, arriva a Grassa e poi chiude l'anello. Qualche immagine, ecco, qui siamo esattamente in questa piazza poco distante, qui passiamo per le viuzze del borgo, dove vediamo queste case con le pietre fatte come un tempo. Ecco, qui arriviamo a Stramare, che insomma non ha bisogno di presentazione, qui lo vediamo meglio da un'immagine che ho preso dal drone. Questa è la Cal d'Amont, che è antichissima, mi avevano già insegnato tanti anni fa che qui, andando a vedere, ci sono le striature dei pattini delle musse, che qui chiamano mussalegne, se non sbaglio, e si arriva poi a Milies. Da Milies poi si scende giù per il Crinale, si arriva alle località Le Tombe, mi pare che sia questo, e si chiude. Ecco, questo è il Diavolet de San Barnaba, che ha tutta una storia, perché nel libro troverete dei box di approfondimento culturale che sono sempre delle curiosità, tutto ciò che si incontra camminando, non è solo un racconto dell'itinerario, ma è anche, c'è anche la descrizione della parte culturale. Ecco, il secondo itinerario ci spostiamo più verso Valdobbiadene, al confine, l'anello del Romita San Gervasio. San Gervasio e Protasio erano due santi gemelli che sono stati martirizzati e che poi ha anche una storia molto singolare, perché si ritrova a Belluno. Oltretutto in questa zona c'è stato nell'epoca medievale una battaglia dove c'è stato lo scontro col vescovo bellunese, quindi potrebbe essere una tracimazione storica derivata anche da Belluno. Più in là c'è anche una zona dove c'era un castello mi pare di Mirabello, qualcosa del genere. Insomma, è una zona ricchissima di storia. L'itinerario è il numero 3 progressivo dell'UNESCO. Qui abbiamo un percorso apparentemente più semplice, perché la metà del tempo, 2 ore, la metà dell'altimetria, però, attenzione, che quando si scende dal romitorio, insomma, ci sono delle pendenze. Io avevo anche suggerito al sindaco, mettiamo a posto quel sentiero, ma credo che gli alpini si siano già attrezzati. E anzi degli escursionisti mi hanno scritto e l'hanno completato in maniera veramente ottimale. La mappa, ecco, qui si parte da San Rocco, siamo alle porte meridionali di Segusino, si entra in questa zona dove c'è la Val Arcisa, la Val Cornere, appunto questa zona per salire poi ai Pianar, dove c'è anche un roccolo, e si arriva al romitorio, eccolo qua giù, per poi chiudere. Questo è il tratto più impegnativo, la discesa, no? E si arriva nuovamente a San Rocco. Poi c'è una variante, per chi non vuole fare il giro completo, può salire per questo 1600, dove c'è il Bosc da Rondola, qualcosa del genere. Ecco. Questa è l'immagine presa da drone, siamo nella zona sud di Segusino, e qui abbiamo le antenne nei pressi del quale c'è appunto il romitorio. San Rocco, che è patrono degli appestati, anche questa c'è tutta una bella storia,
e questo è il pianar. Qui vediamo la cagnetta, come si chiama? La Nina, questa è andata anche nel documentario, quella cagnetta. E questo è il roccolo, questo è l'antico romitorio che secondo le prime iscrizioni è del 1666, quindi insomma molto antico. Ecco San Gervasio che guarda la valle del Piave, posto veramente bello, che tra l'altro adesso dovrebbero, non so se sono già sfioriti, ma c'è la calcatreppola ametistina, che è quel fiore tutto azzurrino che segna la fine delle vacanze, no? Ecco, e questi sono gli itinerari di Segusino. Vado a farvi vedere velocemente qualche immagine del resto del contesto dei 29 comuni. Qui siamo nella zona di Col San Martino e di Colle Umberto, un percorso che si snoda lungo le colline moreniche dell'anfiteatro dove terminava l'antico ghiacciaio una quindicina di milioni di anni fa. Vedete che ci sono dei percorsi molto semplici, queste sono le capezzagne cosiddette, le strade interpoderali tra i vari vigneti, quindi ci sono dei percorsi per tutte le gambe. Per chi invece vuole fare qualcosa di più impegnativo abbiamo sentieri CAI con altimetrie considerevoli. Questo è il sentiero che da Sant'Augusta porta alla Turris Nigra verso la costa di Serravalle, è un percorso che si snoda appunto nella zona di Vittorio Veneto, e qui abbiamo diciamo percorsi adatti a grandi camminatori. E abbiamo anche territori un po' particolari, perché chi si immaginerebbe che a poche centinaia di metri dalla statale Pontebana c'è questo paradiso? Qui siamo a Bibano di Godega di Sant'Urbano. La chiesetta è la chiesa di San Bartolomeo, patrono della pelle, della malattia della pelle, e questa è una peschiera, un'antica peschiera che è rimasta così nei secoli, è molto bella. Ecco. Oppure andremo a vedere delle magnifiche ville venete. Questa è la villa Toderini che c'è a Codognier. L'immagine non è da drone, ma è presa dalla Mutera cosiddetta, è una sorta di colle che è stato probabilmente creato quando hanno creato questo fossato, e quindi il materiale l'hanno riportato davanti, ma se andate laggiù la Mutera è un elemento significativo di Codognier, tant'è che hanno creato anche delle coltivazioni particolari di mele specifiche e speciali. Ecco, la Villa Toderini è importante perché qui Ugo Foscolo ha scritto 2 poesie, ed ecco che viene raccontato anche questo elemento che non tutti conoscono. Così come non tutti conoscono che esiste un doge. Voi sapete che i dogi sono praticamente tutti sepolti a Venezia, in città, no? Nell'isola, ma ce n'è soltanto uno che è fuori del contesto veneziano, ed è questo. Lo abbiamo a Mareno di Piave, una cosa veramente unica. È questo soggetto che è Francesco Donà, che poi è diventato Francesco Donà dalle Rose o delle Rose, perché quando è stato trasferito era nella sua villa di campagna, che è appunto ancora tuttora presente. Lui ha retto tra il 1004 e il 1005, è stato il 79esimo doge, e anche questa è una curiosità che andremo a vedere camminando nella zona di Mareno di Piave. Ma la cosa singolare che è nata durante tutto questo percorso è stata una seconda telefonata che ho ricevuto dalla presidente Montedoro, che mi ha chiesto: Giovanni, tu riesci con questi itinerari, questi 39 itinerari, ritagliarne qualcuno e crearmi un unico filo conduttore che mi permetta al camminatore di andare a visitare quella famosa Hogbeck, quindi un unico sentiero che mi vada a visitare le colline patrimonio dell'umanità. Beh, io ho detto: guarda, sì, possiamo pensarci, chiaramente dobbiamo studiare un po' i vari passaggi, le interconnessioni, sarà un lavoro, credo, che mi impegnerà qualche settimana. Invece la risposta è arrivata il pomeriggio. È arrivata al pomeriggio perché qui vediamo la stessa mappa di prima con l'aggiunta di questo percorso, perché sono stati identificati dei percorsi storici che già esistono in questo territorio dell'UNESCO, e mi riferisco al 1017, che è il sentiero che parte da Vidor, il 1016, che è il sentiero che abbiamo qui più o meno e arriva a Col San Martino, e poi abbiamo il sentiero delle Vedette, che è un sentiero ben conosciuto e praticato da diversi anni ormai. Abbiamo il 1043 e il 1051 che insieme insistono in tutto questo territorio orientale.
C'erano dei passaggi da mettere in collegamento, quindi delle strade, sono state occupate delle strade di città, ma soprattutto c'era un passaggio difficoltoso qui in questa zona sotto Follina, dove c'è il torrente Campea, e lì il nostro presidente Zaia ha voluto risolverlo dando dei fondi insieme ad altri fondi arrivati da 3 comuni, ed è nato quindi un cammino collegato anche grazie a un ponte. Ecco, questo è il Ponte dell'Umanità, che è stato inaugurato all'inizio di quest'anno. Senza di questo elemento non avremmo mai potuto completare il cammino delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Ecco, qui andiamo a vedere in dettaglio con la carta tabacco, ripetiamo sempre questo marchio, e vediamo un po' meglio dove passa questo sentiero, questo lungo percorso. C'è una particolarità che balza all'occhio subito. Vedete che a un certo punto fa una sorta di zigzag, non continua in quella direzione. Questo perché? Perché questa zona, questo territorio che è, diciamo, a sud di Refrontolo, è caratterizzato dalla presenza di argille cedevoli, quindi quando piove ci si infanga, e quindi abbiamo deciso di fare una deviazione verso terreni più rigidi, la presenza di marne ed arenarie che caratterizzano la costa di Zuel, il Monte Comune e il Monte Baldo. Ecco, quindi abbiamo anche la facoltà di vedere varie epoche geologiche, epoche più recenti, che sono queste, epoche più antiche, che sono queste. Pensate che quando noi facciamo questo passaggio tra qui e qui, passiamo di oltre 10 milioni di anni di età delle nostre rocce che andiamo a calpestare. Abbiamo 4 tappe, 4 giornate, il percorso è di 51 chilometri. Chi ha fatto il cammino di Santiago mi dice sempre: ma come mai mi fai 4 tappe su 51 chilometri, vale a dire 12 chilometri per tappa? Sono niente. La risposta viene da questo dato. Guardate questo valore, 2265 metri di dislivello, è la sommatoria di tutte le salite che il camminatore va ad affrontare. Significa che questo cammino non è una banalità, impegna molto il fisico, ecco perché è stato suddiviso in 4 giornate. Andiamo a vedere 4 elementi che a me piacciono tantissimo: valore religioso, storico, paesaggistico ed atletico, che io ho assegnato a questo cammino. Vediamo il primo, il valore religioso. Voi sapete che i cammini, tutti i cammini, normalmente nascono sempre per una questione religiosa. Santiago di Compostela, Santiago e San Giacomo, San Jacques, si arriva sempre in fondo con questa capasanta che rappresenta un po' questo simbolo, ma poi c'è anche la via Francigena. Quindi sono cammini che erano mossi da motivazioni religiose. Nel Medioevo c'erano dalla Mitteleuropa verso la Terra Santa, dalla Mitteleuropa verso Roma, oppure da est verso ovest con Santiago di Compostela, sempre motivazioni religiose. Anche noi qui con il cammino delle colline del Prosecco abbiamo dei valori religiosi. Sono valori più semplici, magari di chiesette campestri, questa chiesa di Santa Lucia a Zuel di qua. Sono presenti all'interno di questi vigneti, improvvisamente compaiono, come la chiesa di San Vigilio del X secolo. Questa la conoscete tutti perché tanto è super instagrammata, la vedete su Facebook e su altri social, ormai è diventata un caposaldo. Ma ci sono 2 grandi colossi, 2 belle abbazie del XII secolo. Una è questa, l'abbazia di Santa Bona a Vidor, che contiene le spoglie della santa. Santa Bona è la stessa di Treviso, che tra l'altro quando è tornata dalle crociate quella santa ha fatto sosta esattamente dove c'è la borgata di Santa Bona. Questa è di proprietà privata di un conte da Sacco, che tra l'altro, da quanto ho capito, vorrà aprire le porte, e speriamo, perché è veramente straordinaria, mentre le porte sono già aperte con i servi di Maria che hanno permesso di vedere questa seconda bellezza, che è appunto l'abbazia di Follina dedicata a Santa Maria. Tutte e 2 hanno una particolarità. Questi nodi, queste colonne annodate, scolpite nell'arenaria, ed è la stessa roccia che caratterizza una parte delle nostre colline, sono veramente misteriose, fatte dai maestri comacini,
nel Medioevo. Poi i maestri comacini sono spariti, non si sa perché facevano questi nodi. C'è chi ha avanzato delle ipotesi, che sia il collegamento tra la parte materiale e la parte metafisica dell'uomo, oppure l'unione del Padre e del Figlio con lo Spirito Santo. Sono chiamate anche colonne ofitiche, da office, serpente, quando si intrecciano, che sono anche un po' così scabrosi da vedere, però insomma hanno questa particolarità. Quindi quando andate a vedere queste nostre belle abbazie, sappiate che abbiamo un'unicità anche qui, perché sono molto rare, sono presenti in tutta Europa in vari siti, ma qui in Italia ne abbiamo veramente pochi di colonne annodate. Abbiamo anche la presenza di santuari, c'è il santuario di Madonna delle Grazie a Colbertaldo, abbiamo questo che è di Collagù, con 2 santi deposti all'interno di questa bellissima chiesetta, Santa Florida e Sant'Emilio Martire, e abbiamo poi anche la Santa Augusta, che anche quello è santuario, perché contiene le spoglie della santa così cara ai vittoriesi. E poi ci sono tanti capitelli che sono, diciamo, l'esempio di una religiosità rurale, di una religiosità molto semplice, dei segnavia lungo il percorso che si incontrano sempre. Questo per esempio è a Tarzo ed è molto caratteristico, molto bello. Il valore storico. Queste colline sono state attraversate nel corso dei millenni da tutti i popoli. Sono partiti i Paleoveneti, qui abbiamo la linea dei Castellieri. C'è ancora un esempio, il Col della Porchera, così chiamato perché successivamente è stato un recinto per animali, quindi per maiali. Anticamente era occupato da un castelliere. I castellieri erano una sorta di come si può dire, un piccolo villaggio delimitato da mura, molto semplice. Si ritrovano molto frequentemente nella zona del Carso, ma anche qui li avevamo 2000 anni prima di Cristo. Poi in tempi più recenti sono arrivati i bizantini, i romani, i bizantini, sono passati i longobardi. I longobardi hanno lasciato delle tracce significative. Dove passano i longobardi c'è sempre la fara, quindi farra di mel, farra di soligo, come appunto abbiamo in questa zona. Sempre in quel periodo medievale nascono poi delle roccaforti, e questo delle Torri di Credazzo è sicuramente la più significativa. È un castello meraviglioso che tra l'altro si collega al sommo poeta, a Dante. Per che motivo? Perché qui ha alloggiato Guecellone VI, che è stato padre di Tolberto, che ha sposato Gaia da Camino, quindi era il suocero di Gaia da Camino, citata da Dante nel Purgatorio. Ecco, in epoca successiva poi queste roccaforti non sono più servite perché i veneziani hanno ritenuto necessario abbatterle, quindi non averle più a disposizione, a parte qualcuna che appunto si sono trascinate nel corso dei tempi. E poi l'epoca più recente la conosciamo tutti, quelle della Grande Guerra, perché qui abbiamo avuto il transito del nostro esercito nella battaglia finale. Poi vedremo un'immagine degli arditi, e quindi anche quando noi facciamo il percorso da ovest verso est, quindi da Vidoro a Vittorio Veneto, idealmente facciamo ciò che ha fatto il nostro esercito durante la battaglia finale, ottobre-novembre 1918. Ecco, testimonianze della storia. Questo lo incontriamo nel Col Mongarda, verso l'inizio del cammino. È bellissima questa roccia, perché abbiamo, oltre alla data che insomma si va indietro, 1693, c'è questa curiosa iscrizione C e B. Mi sono chiesto, ma cosa sta a significare C e B? E l'abbiamo risolto, sono le regole di Colbertaldo e di Barbozza, ancora prima della nascita dei comuni, perché poi Colbertaldo è diventato Vidor e Barbozza è diventato Valdobbiadene, o meglio, sono stati accorpati. Comunque questo ci fa proiettare in maniera tangibile nella storia. Ecco, poi abbiamo dei borghi meravigliosi come Arfanta. Anche qui non è una foto da drone, ma è la foto presa dal cammino, perché passa esattamente sopra la borgata, e lì all'interno di quella chiesa, che è molto antica, c'è un'opera molto pregevole di Francesco da Milano. Qui siamo verso la fine del cammino, stiamo entrando a Serravalle di Vittorio Veneto. Via Piai è molto caratteristica perché richiama il periodo medievale. Qua su abbiamo il santuario di Santa Augusta, che è quello che vi citavo prima, e siamo alla fine della discesa dal Monte Baldo, una zona abbastanza impegnativa a livello fisico e soprattutto legata poi alla storia, perché questo era il quartier generale dei Da Camino,
E troviamo ancora porzioni di resti, diciamo, di torri della città fortificata di Serravalle, che era appunto il quartier generale di quella nobile famiglia che ha durato poco alla fine, 250 anni circa, contro i loro concorrenti, i Collalto, che stanno tuttora durando e sono partiti entrambi più o meno nell'epoca medievale. Ecco gli arditi di cui vi parlavo prima, quindi si collega il tutto alla Grande Guerra, perché poi all'interno delle nostre colline, sotto il crinale, mentre camminiamo, ogni tanto ci sono o trincee o anche delle piccole gallerie. Qui c'era l'esercito ovviamente nemico austro-ungarico, perché fino al Piave c'era stata l'occupazione, così come a Segusino c'era stati loro. Noi eravamo di là. Valore paesaggistico. Abbiamo già visto qualche elemento prima, quindi l'alternanza bosco e vite, i ciglioni, queste pendenze, ma qui abbiamo anche l'altra possibilità di visione d'insieme dal colle del castello, che è il primo colle che il camminatore incontra a Vidor, e qui ha un colpo d'occhio di quello che dovrà fare camminando. Questo è un tratto che è preso dal Col Moncader, che è la prima delle colline delle vedette, nella zona di Fara di Soligo. Ecco, per esempio, qui siamo nella zona di Zuel di qua, abbiamo una conchiglia che sta a testimoniare la presenza di un mare profondo parecchi milioni di anni fa, che ha creato questa lenta deposizione di materiali calcarei provenienti da molluschi, da conchiglie. Appunto nel corso di milioni di anni si sono create queste meraviglie che poi con la pressione, con la compressione si sono sollevate. Un'immagine presa dalla coda dell'ippopotamo famoso del Domion, quindi da Pianezze. Sapete che c'è questa moda dell'ippopotamo. Qui siamo più o meno nella coda di quell'animale e si prende una vista d'insieme delle nostre meravigliose colline. Ecco, il valore atletico l'abbiamo sfiorato prima con l'altimetria, abbiamo comunque dei passaggi gradevoli dove possiamo tirare il fiato. Qui siamo nella zona delle Talponade, poco dopo il ponte dell'Umanità che abbiamo visto prima, stiamo andando verso i 3 ponti di Follina, quindi stiamo passando una parte pianeggiante, ce ne sono poche a dirla tutta, perché da questa immagine da drone presa sopra Pieve di Soligo lo vedete da qui, quindi un'alternanza continua di colline, un su e giù, che fanno appunto questa grande altimetria. E poi quando siamo alla fine, che non ne possiamo più, dobbiamo affrontare ancora 2 grandi colline, il Monte Comun e il Monte Baldo. Tra l'altro il Monte Baldo è il più alto di tutti, perché siamo a 600 e oltre metri di quota. Queste colline hanno una particolarità: partono molto basse. Qui a Vidor siamo a 160 metri per arrivare ai 600 metri, sono in progressione, no? Come un dente di sega che continua a salire. Allora, per chi non ce la fa a fare quelle 2 colline, è stato previsto il percorso principale e escursionisti esperti, il percorso principale, mentre per chi vuole fare una variante più semplice abbiamo la variante nord, questa azzurra. Vediamo nel dettaglio, quindi questa rossa mi va sul Monte Comun per andare poi a Nogarolo e per poi salire nuovamente sul Monte Baldo. Chi invece non ce la fa, a Tarzo devia, fa il sentiero del Foran, mi fa l'itinerario dei Murales, il percorso dei Murales tra Fratta e Colmaggiore, per poi prendere la via dell'acqua. La via dell'acqua che ci porta con alti, con bassi, e si ricongiunge poi in piazza Flaminio, poco distante dalla pizzeria 128, per chi la conosce, per riprendere il percorso principale. Qualche immagine della variante nord. Questo è il percorso dei Murales, per chi non l'ha visto andate a vederlo perché è veramente bello, ogni casa ha un murales diverso, anche lì c'è molta, il tema è molto sentito, è quello dell'emigrazione, come avete qui a Segusino. Un'immagine bellissima da drone che ci fa vedere la vallata dei laghi. Qui 15.000 anni fa c'era un ghiacciaio che scendeva dal Cadore, una lingua scendeva verso Colle Umberto, un'altra lingua arrivava qui, e questa collina, se voi vedete, che è una sorta di banana, che è l'anfiteatro morenico anteriore del ghiacciaio, dove c'è la chiesetta di Gai.
Ecco, lì terminava il ghiacciaio. Poi quando si è ritirato il ghiacciaio ha lasciato 2 tracce, questi 2 laghi, normalmente detti laghi di Revine, ma per gli abitanti del posto sono il lago di Lago e il lago di Santa Maria, perché loro dicono Revine non ha laghi. La variante passa esattamente in questa località che è il Va delle Femmine e poi prosegue nella Via dell'Acqua, ecco, per poi arrivare ai Con. Con è una storpiatura perché originariamente nel 1200 questa borgata si chiamava San Gusè, probabilmente derivante da San Bucheto. I Con è il soprannome della famiglia Sonego che da sempre l'ha popolata. Ma la cosa bella è che nessuno conosceva questo borgo, così si divide in 2, cioè con alti e con bassi. Il cammino porterà a conoscere anche delle meraviglie nascoste. Quindi immaginate i tedeschi, i giapponesi, ho sentito dire dalla segreteria che hanno prenotato addirittura dal Camerun e dal Messico in queste giornate qui. Ve li vedete questi turisti che arrivano ai Con? E quelli gli abitanti dei Con che vedono arrivare questi turisti, cioè veramente delle cose straordinarie. Poi magari noi siamo così cocciuti che ci perdiamo in altre argomentazioni magari, però noi dobbiamo pensare che questo cammino porterà un sacco di valore aggiunto. Anche territori laterali, come voi per esempio di Segusino. Questo è l'arrivo in Piazza Flaminio dove c'è il palazzo del Museo del Cenedese, che è uno spettacolo meraviglioso da vedere, e abbiamo terminato con la descrizione del cammino. Il cammino poi prevede la credenziale, che è una sorta di lasciapassare, di un foglietto che tutti i cammini hanno le credenziali. Qui ci sono 4 locazioni dove mettere 4 timbri per tutte le tappe fatte. Il timbro ce l'hanno i vari negozianti, i vari bar che si incontrano nel percorso. Ecco, questo è il primo pannello che abbiamo a Vidor. Tengo a precisare la nomenclatura del cammino: Cammino delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Perché mi soffermo su questo? Perché avrete letto qualcosa sui giornali. C'è stata una rivoluzione, diciamo, una ribellione da parte dei viticoltori, perché nei piccoli cartelli segnavia del cammino, per una questione di spazio, abbiamo riportato Cammino delle Colline del Prosecco. Apriti cielo. Adesso la Presidente Montedoro incontrerà la delegazione, cercheremo di porre rimedio, ma comunque la vera nomenclatura è questa ed è quella ufficiale, ok? Per chi non volesse affrontare a piedi il cammino, oppure magari non riesce a farlo proprio fisicamente, c'è la possibilità di godere di immagini, godere appunto di questo percorso tramite il computer. Google Street View ha dato a disposizione una serie di immagini, tutto il percorso è stato registrato con questo arnese, è una telecamera con 8 obiettivi. Questo sono io che addirittura l'ho portato per un periodo. Lui è il referente di Google con questo arnese. Calcolate che a volte lo troviamo in Africa, a volte lo troviamo nelle isole. Lui va a coprire per Google tutto ciò che non si riesce a fare in auto. Quindi gira il mondo, si diverte anche e si è divertito nelle nostre colline. Quindi quando voi aprite il computer prendete il Pegman, si chiama questo omino, che in genere è in basso a destra su Google Street View, e lo portate col mouse qui o qui per vedere che cosa significa il nostro cammino. Ecco un risultato di test: siamo nella zona dopo il Bosco Impero verso il fiume Soligo. E poi alla fine un bel brindisi di Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene di OCG e una fetta di soppressa, perché giustamente dopo un tanto sforzo c'è bisogno anche di riempire lo stomaco, e per chi non si accontenta ovviamente c'è anche lo spiedo. Terminato questo primo passaggio, andiamo a vedere molto velocemente quali sono le tappe, diciamo, di pubblicazione. Quindi la realizzazione di un libro sui sentieri che è stato edito da De Bastiani Editore. Qui abbiamo anche Alessandro De Bastiani, che è il titolare, uno dei titolari della casa editrice. Per chi volesse è a disposizione il libro per l'acquisto. Ci sono 405 chilometri di sentieri, che sono quelli appunto che abbiamo visto prima, i 40 itinerari, le mappe tabacco sono all'interno di ogni itinerario, le curiosità culturali come quelle che abbiamo visto del Doge, il QR code serve per avvicinarsi al punto di partenza.
Ecco, le due mappe sono state create appositamente per coprire tutto questo territorio, è talmente vasto che ha dovuto farne due la casa editrice, ma queste mappe sono vendute a parte perché gli elementi di ogni singolo itinerario invece sono all'interno del libro, sono le stesse poi, scala 1:25.000. Invece se andate a digitare collineconeglianovaldobbiadene.it avrete la possibilità di avere la foto gallery, quindi una serie di foto del percorsi, il testo in sintesi che viene raccontato nel libro, ma è stato fatto un riassunto, altrimenti il libro non avrebbe ragione di esistere. Le mappe interattive non sono quelle della Tabacco, ma sono fatte su OpenStreet, che è un altro arnese informatico. Portami qui viene fatto con il QR code e il download GPS, questo è importantissimo. Cominciamo ad abituarci a camminare con il GPS. Certamente nello zaino mettiamo la mappa perché quella non va a batteria e non si scaricherà mai, ma se c'è nebbia, se c'è la neve, oppure mancano i cartelli, perché questi itinerari ancora non sono tabellati tutti, i comuni pian piano, sicuramente Segusino è già molto più avanti rispetto ad altri, ma altri sono un po' indietro, usiamo il GPS. E come faccio a usare GPS? Andate nel sito dell'UNESCO, ad esempio il cammino delle colline del Prosecco, oppure trekking e itinerari, cliccate in quel menu, andate a cliccare qui giù, traccia GPS, scaricate il file e lo caricate in una delle tante app disponibili. C'è anche quella della Tabacco con lo sfondo che è esattamente quello che si trova in mappa, Easy Trails, Wikiloc, anche quello del CAI, molto interessante questo del soccorso alpino, e questo ci tira fuori insomma dai pasticci in caso di necessità. Quando abbiamo caricato la traccia non vedremo altro che un percorso. Io sono il puntino blu, se vado fuori percorso non faccio altro che girare a sinistra o a destra e quindi non mi perderò mai. QR code per avere l'avvicinamento. In questo caso abbiamo un itinerario che non so se sia proprio... Ah no, questo è Vidor, è l'inizio del cammino davanti al municipio. Il cammino fa municipio di Vidor con municipio di Vittorio Veneto. Ho chiuso, non mi resta che ringraziare, oltre a voi tutti, queste 130 persone che ho incontrato in questo progetto. Ci sono sindaci, ci sono escursionisti, ci sono alpini, ci sono storici, botanici, geologi. Insomma, senza queste persone io non avrei mai potuto concludere questo mio lavoro, così come non potrei mai concludere il mio prossimo sul Monte Grappa, lì sono arrivato a un'ottantina e quindi insomma è un patrimonio veramente straordinario. Io mi auguro che tutto quello che avete ascoltato questa sera vi sia servito, e se andrete a camminare che abbiate almeno un decimo di quello che ho vissuto io come emozioni, perché il cammino è un viaggio, la vita stessa è un viaggio, dunque il cammino è la metafora della nostra vita. Grazie a tutti. Grazie. Grazie mille Giovanni per averci portato in viaggio letteralmente davvero nel territorio UNESCO. A questo punto io chiedo al pubblico se ci sono delle domande per Giovanni rispetto al suo libro o a qualsiasi altro argomento che avete in mente. Nessuno? Sicuri, sicuri, sicuri? È stato veramente bravo. Sì, facciamogli un altro applauso, dai. Grazie. Grazie molto. Vi ricordo quindi che il libro di Giovanni, assieme anche alla cartina Tabacco di Segusino, sono acquistabili proprio qui. Ci sono 2 banchetti, quindi se volete appunto approfittare di questa bella occasione potete farlo. Ovviamente anche da parte nostra ringraziamo Valdo TV per il supporto tecnico, ringraziamo il Comune e la Proloco di Segusino, Giovanni Carraro ovviamente. Grazie. Per averci insomma portato in viaggio, e la casa editrice Tabacco nella persona di Alessandro Specogna, e un grande ringraziamento anche a tutti coloro che hanno partecipato alla pulizia dei sentieri di Segusino, doveroso e un grazie anche a Anna Coppe che insomma ci ha portato
un tocco di femminilità anche nei percorsi, quindi grazie anche Questo da parte è solo sua. solo un piacere, grazie. E vi diamo appuntamento al 22 settembre di quest'anno, 2023, per la proiezione del film Gino Soldà, Una vita straordinaria, un film che è stato in parte girato anche a Segusino, quindi non mancate. Per questa sera è tutto, vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie.